Buon pomeriggio, bentrovati a tutti in campo per parlare della vigilia ormai della partita importante del Padova di domani, una partita importantissima perché potrebbe decidere il futuro. Ne parleremo con il nostro ospite collegato via Skype, ma soprattutto anche con voi da casa, che potete interagire con noi mandando i messaggi e dunque mi raccomando cercate di farlo. Una partita importante, dicevo, contro la Juve Stabia, due allenatori a rischio, davvero sembrerebbe un gioco di parole, però se perde il Padova domani o perde la Juve Stabia, davvero i due allenatori potrebbero rischiare più Braglia della Juve Stabia che Mutti del Padova. Casa Padova c'è una gran confusione, ne parleremo durante la trasmissione e nel frattempo vi vado a presentare il nostro ospite che è Giuseppe Tramonti, dirigente del San Paolo. Buon pomeriggio Tramonti. Buon pomeriggio a tutti quanti. Ecco, allora, vabbè, possiamo già iniziare a parlare. Il Padova gioca domani con la Juve Stabia ed è una partita impegnativa, dicevo, anche perché Tramonti ci sono grandi polemiche all'interno del Padova. C'è un Trevisan che l'hanno messo espulso dalla rosa e anche dalla fascia di capitano, praticamente sembra dovrebbe rimanere fuori per 4 giornate dalla società bianco-scudata della squadra. Poi c'è praticamente il buon Legati che la società l'ha mandato in tribuna e quindi la società sta prendendo davvero dei seri provvedimenti con dei giocatori. Beh, penso che i tifosi del Padova sono già 2 o 3 anni che non hanno molta fiducia su Trevisan, anche se per conto mio è un buon giocatore, però qui a Padova non ha mai riscosso molte simpatie da parte del pubblico. Il punto debole del Padova comunque più che la difesa è l'attacco, perché l'attacco hanno fatto 2 grossi errori per conto mio, perché avevano Bonazzoli e l'altro giocatore che veniva da Juve Stabia, che adesso non riesco a dire bene il nome, Macogu, non so adesso, Macogu. ecco, Se che riusciamo Tramonti a tenere il telefonino più in mezzo così riusciamo, i nostri telespettatori riescono a vederti meglio. Prego, continua pure. Ecco, purtroppo hanno fatto questo errore e non riesco a capire il motivo, perché al posto di Vantaggiato, che per conto mio è un giocatore che ormai per il Padova non va più bene, avevano 2 soluzioni, quello di Bonazzoli e anche del giocatore ex Juve Stabia, e non l'hanno fatto, che sarebbero andate bene. Poi avrei che tenuto Cuttolo, perché un attacco con Bonazzoli, Cuttolo a destra e Pasquato dietro le punte, non è che voglio fare l'allenatore, però mi sembra strano che siano così sprovveduti questi nuovi No, dirigenti del Padova. sicuramente così E poi Tramonti. volevo anche segnalare un'altra cosa, per conto mio che è importante: dovrebbero cominciare a fare amichevoli e con squadre dilettantistiche al giovedì, come si faceva una volta, Vabbè, e questa è per una, entrare nel tessuto sociale del Padova, Va insomma, bene, della questa zona di Padova. è una buona idea. È Io mi un'idea, auguro insomma. venga presa. Tanti allenatori però non preferiscono questi amichevoli Tramonti perché hanno paura dei terreni di gioco e paura degli infortuni. Però ci siamo dimenticati, ho detto, 2 giocatori, Trevisan e Legati, che sono amici, ma c'è un terzo che non verrà nemmeno convocato, che è il padovano Raimondi, che non verrà convocato per via della posizione disciplinare, perché la società ha detto domenica, come motivazione, al rientro dal derby di Cittadella, i 3 giovanotti, Trevisan, Legati e Raimondi, non sono saliti in pullman con la squadra, ma sono andati a casa per il conto proprio. Quindi la società cosa ha fatto? Gli ha dato la multa e poi gli ha detto: va bene, voi rimanete fuori dalla rosa per la gara di domenica con la Juve Stabia, scusami, di sabato, e in più Trevisan gli è stata tolta la fascia capitano. Detto questo, Tramonti, è per dire che all'interno della squadra, della società, c'è una grande tensione da un lato, però c'è anche un lato positivo, che la società ha preso delle decisioni. Ti comporti male, vai a casa tua. Cioè, ed è una cosa positiva sotto questo punto di vista, o no? Questa è una cosa positiva, quello che non avrebbe mai fatto Cestaro, che Cestaro purtroppo era troppo buono, anche se era un gran presidente per conto mio. Il problema, il problema è che mi sembra che comunque viaggino un po' in confusione anche loro, perché intanto hanno cambiato troppo, e cambiare troppo vedi i risultati. Io mi ricordo che forse
tanti vecchi spettatori si ricorderanno, il Padova in Serie B, ancora quando giocavamo alla Piani, un anno aveva fatto una rivoluzione. Non so se ti ricordi Bon, Catalano, Mencacci, tutti questi giocatori qua, e siamo retrocessi. Adesso non voglio essere un cattivo, Sì, non essere un corvaccio un della gufo, situazione, un però gufo, esatto. se non diamo subito una svolta abbiamo un No, no, campionato deludente. diventano tutte partite terribilmente difficili Sì. perché adesso ogni partita è una finale. Tra l'altro, domani il Padova gioca con Uve Stabia che ha un punto in più del Padova e che non è che stia facendo bene, anche se tra l'altro la squadra di Braglia era uscita vittoriosa al Tombolato un paio di settimane fa, anzi 4 settimane fa, prima della, poi da quella partita è uscito il vero Cittadella, proprio Cittadella dove vince per 2 a 0, quindi sarà una gara molto 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 difficile. Al di là di questo, Tramonti, questa società non è che abbia avuto un approccio, diciamo, straordinario con la città, vuoi perché non arrivano i risultati, vuoi perché non arrivano determinati giocatori, vuoi perché manca la punta, anzi sembra che si stia concludendo l'arrivo di Rocchi, c'è stato un incontro con il procuratore del giocatore, sembra che ci siano buone possibilità che la settimana prossima venga firmato. Ricordiamo che Rocchi ha 37 anni, però sicuramente a Padova potrebbe servire o no, secondo te, Tramonti? Ma guarda, allora Rocchi potrebbe servire, però ricordiamoci sempre che un problema del Padova è che ha 3-4 giocatori che negli ultimi anni hanno giocato pochissimo. Mi sembra Modesto, Santa Croce, sono giocatori che potenzialmente sono forti, Rocchi anche, però allora perché non hanno tenuto Bonazzoli, che come ruolo era più Perché adatto? non andava Tramonti? Non Ma andava, come non andava? ma molto Come probabilmente non ruolo? Io andava. mi stancherò mai a dirlo. Bonazzoni, io ho visto il ritorno tutte le partite e per me aveva fatto un gran campionato e andava benissimo perché era un giocatore un lottatore, uno che tiene palla, colpi di testa importante, che avrebbero sfruttato bene Cutolo se lo tenevano, che anche quello non ho capito perché non aveva fatto un male, e Pasquato. E adesso prendere Rocchi che ha 37 anni e che viene da dei mesi di inattività, non so, in Serie D Vabbè, poi vedi. vabbè, è facile dirlo, ma chi avresti preso al posto suo? Cioè, Ah, mi sembra adesso è sia, difficile, adesso è è difficile, difficile, però il Padova però ha bisogno adesso, a gennaio, di un giocatore. si può tentare, tanto gli errori ne hanno fatti tanti, possiamo farne uno in più. No, no, Questo è no, il mio pensiero. beh, sicuramente se ne hanno fatti tanti, sicuramente. Diciamo che anche al di là di tutto la scelta dell'allenatore, del primo allenatore Marcolini, non è stata una scelta vincente per una squadra come Padova, magari ci voleva naturalmente un allenatore con più esperienza, almeno dal mio modesto punto di vista. Ma Marco lì, guarda, non voglio, io ho visto la partita con l'Empoli e col Novara, che ero in studio da te, e io ho visto una bella squadra del Padova, perché con l'Empoli meritavamo di vincere, neanche di pareggiare, di vincere. E non capisco, dopo sai, adesso tutti si scagliano contro Marco lì, però non è che il nuovo allenatore anche col Cittadella ho visto una squadra mediocre davanti, che lottava e basta, ma senza qualità, e siamo riusciti a perdere senza neanche fare un tiro in porta, abbiamo fatto un colpo di testa di Cuffa e basta, ma mi sembra che stiamo andando veramente male, a parte i risultati non c'è tanta confusione, ecco. Non ci sono le idee chiare, e anche il fatto adesso di questa litigata, che di solito quando si litiga bisogna sempre tenerlo dentro gli spogliatoi, non deve mai andare fuori gli spogliatoi, tu lo sai Va benissimo. bene, allora siamo in conclusione di questo collegamento, vi ricordo tutti i giorni l'appuntamento a luna con tutti i campo, ovviamente YouTube e poi anche la replica in televisione. Tramonti domani San Paolo gioca, ricordiamo, anzi domenica scusami, non Domenica. domani, sì perché qui tra sabato e domenica, ricordiamo che l'appuntamento importante di domenica ci sarà l'inaugurazione del vecchio stadio di Padova, il Petron, ci saranno delle amichevoli con gli ex giocatori del Padova, una squadra femminile e altri giocatori, quindi vi do l'appuntamento domenica mattina alle 10 al Petron per questa manifestazione. Tra l'altro Tutto. l'allenatore della squadra del Padova con i giornalisti sarà Tramonti, invece al pomeriggio San Paolo dove giocherà? A Castelfranco contro il Giorgione è una partita importante perché vediamo se fuori casa riusciamo a trovare la via. Abbiamo fatto 3 trasferte, 2 proibitive con squadre che sono di un'altra portata, il Pordenone e il Marano, e vediamo con Giorgione se riusciamo a fare un risultato positivo. Va bene, grazie di questo collegamento Tramonti, noi ci vedremo una delle prossime volte perché sicuramente ci rivedremo in Skype e YouTube su tutti in campo per parlare ovviamente del Padova. Grazie Giuseppe Tramonti.
Eccolo qui, allora dicevo che Grazie, buongiorno a tutti. arrivederci a Tramonti, allora sicuramente il problema sarà di vedere cosa farà domani il Padova. Noi ci auguriamo davvero che il Padova riesca a ottenere un grande risultato, una vittoria praticamente per uscire da questa crisi. Vabbè, detto questo, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a lunedì con tutti in campo sul web per parlare del Padova. Buon pomeriggio a tutti.